la prolungo, direi benissimo, okay, in cui c'è volte il presidente, un'altra volta Stefano che fa e lui fa il manuale e viceversa. Mi sono voluto ritagliare un piccolo spazio, nel senso che io piacciono moltissimo le poesie di Paola, in modo particolare la poesia che lei ha scritto in italiano su Armando, però spero che il prossimo anno, anche se non è dialettale, di poterla recitare. Le poesie che vedremo questa sera, cioè verranno recitate dalla Mariuccia Valle, quindi da una verolinghese doc, perché io sono su Naindurlai, no? Sono della frazione, e allora sono due poesie a cui io sono molto veramente legato. La prima parla di un personaggio che molti di voi hanno conosciuto, che è Giovanni Campasso, e che è stato un po' una persona che quando ho iniziato a correre avevo vinto dal punto che è arrivato prima di Verolengo, non mi volevo dare la coppa perché non ero di Verolengo, e questo signore che era residente di Verolengo ha detto no, è vero che è della frazione, ma il premio è per il primo di Verolengo, Borgore e fa parte del comune di Verolengo, e quindi lui mi ha preso le parti e finalmente dopo 15 giorni ho avuto la coppa, e quindi sono legato a questo personaggio qui, a questo signore che poi ha guardato tantissimo fino al giorno che lui è mancato. La seconda poesia è la poesia che ho avuto la fortuna di sentirmi recitare proprio da chi l'ha scritta, cioè dall'Aldo, ed mi ha impressionata tantissimo perché poi me l'ha proprio descritta come nata, come fa, ed è Gli occhi con la flissa. E cominciamo appunto con questa che è bellissima e che tuttora è ancora, come dire, vale ancora oggi, ancora vale ancora oggi. Prego la Mariuccia Valle, fate un applauso perché anche lei è emozionatissima come i bambini, se non di più. Anferma tu stimata mia, che mi possa qui sfogare. Io ho già una borsa piena, io vuol dire brune farina. Oh, al mondo dis, sei la schiuma del paese, e i soldi, la roba, gli ascolti e il pompon con gli altri porti. Lei non dura bella dritta, neanche sia dita, ma sa già che se sfonda l'anca o se ne slandra o poca gli manca. Se va incontro con la bici o a piedi o per gli strada o in marciapiede, i marsumi, i saluti, sei gentili, proprio tutti, ma disimi ma perché? Quando io trovo ante il caffè, son guardata dall'alto al basso, me chi fusa un sac da strass. La risposta è trovi mi vuna sau buon ben e ve la disucciare tutto, ma alla fine proprio in fondo più slanen resto vampire. Se mi sombren, voi sei volaria. Au pias fora salutami, per penendita dispreziami, cariot boria ed la smistà, pica invidia, in fei pietà, lasse donc che occupatisa, poi oche con la plisa.